La bellezza è sostenibile, è il titolo di questa fine del progetto Erasmus Plus gestito da IVL, Istituto Veneto per il Lavoro, Confartigianato Imprese Veneto, ma a livello nazionale dalla categoria del benessere di Confartigianato, perché si è voluto studiare in diversi paesi europei qual è lo stato dell'arte dei saloni di acconciatura e di estetica in tema di sostenibilità e di formazione soprattutto. Si è guardato alle future leve, ma si è guardato anche ai futuri clienti, quindi anche con un'indagine verso i giovani consumatori tra i 18 e i 35 anni. Si è lavorato sulla sostenibilità e sui driver che questo settore dovrà seguire per essere attrattivo sia come saloni per la clientela, ma anche per chi vorrà andare a lavorare. Si è parlato di formazione perché anche questa deve cambiare, perché i giovani devono affrontare questo mestiere con più capacità di ragionamento e anche più convinti. Si comincia troppo giovani, oggi invece c'è bisogno di maturare anche una voglia di entrare in questo mondo. Quindi anche la Regione Veneto farà la sua parte per adattare i percorsi formativi a quelli che sono le necessità del settore in questo momento e negli anni prossimi. Saluto la Presidente Tiziana Chiorboli, il Presidente Roberto Boschetto, il Presidente Roberto Iraci Sareri e tutti i relatori e gli ospiti di questo evento importante. Mi congratulo per la vostra iniziativa e per l'impegno sui temi che stanno molto a cuore a Confartigianato. La sostenibilità e la formazione sono indispensabili per essere all'altezza di sfide epocali per le nostre imprese, per l'economia e per la vita di tutti noi. Tutto questo è perfettamente sintetizzato nel titolo La bellezza è sostenibile, perché gli artigiani di tutti i settori generano bellezza, danno vita a prodotti e servizi belli e ben fatti e lo fanno consapevoli anche della responsabilità nei confronti della tutela dell'ambiente. Tiziana Chiorboli, Presidente nazionale e regionale Veneto del benessere, acconciatore ed estetiche, assieme. Quali sono i risultati, quello che vi portate a casa da questa grande esperienza? E allora, prima di tutto la collaborazione che abbiamo avuto per quanto il confronto dei vari paesi della comunità europea, perché qui parliamo di un progetto ovviamente voluto con tutte le forze con finale in Veneto, perché comunque l'Italia credo sia uno dei paesi che ha dato tanto per il nostro settore, per il benessere, per l'acconciatura in particolare, perché è uno dei settori che è una vita, che praticamente abbiamo scuole e quant'altro, e quindi ci tenevo particolarmente con Camera Italiana dell'Acconciatura ad arrivare su questo passo. E diciamo che abbiamo scoperto tante diversità e vorremmo fare una strada unica per tutti, cioè il confronto ci ha messo alla prova. E mi è piaciuto, ora andremo a vedere ragazzi di varie realtà europee, Spagna, Belgio e quant'altro, e quindi non vedo l'ora di vedere il risultato, anche perché comunque ce ne sono che sono arrivati proprio nella finale di questo progetto. Per quanto riguarda invece, abbiamo anche una ricerca di Confartigianato Veneto, che ci tengo a dirlo, cosa vorrà un domani il nostro cliente. La professionalità, di conseguenza tutto va pari passo con le scuole, perché dalle scuole si impara e poi si mette in pratica nei nostri saloni. Di conseguenza questo ci dice anche che la nostra professionalità qualcuno la dovrà produrre attraverso i media, attraverso qualcosa che ci dica che noi effettivamente siamo i veri professionisti. Per cui il cliente cerca la professionalità, non cerca più lo sfarzo, non cerca più colui che sa vendere solamente fumo, ma colui che sa veramente fare. Sono molto contento che si svolga qua a Verona, una città stupenda, bellissima, e quindi io che rappresento anche la provincia di Verona, essendo io stesso del settore, insomma, è un orgoglio maggiore per me ospitare questo evento. Parlando di sostenibilità c'è da fare una premessa. Noi nei nostri negozi già siamo aziende sostenibili, nel senso che da sempre noi cerchiamo il meglio per il nostro territorio, per il nostro, siamo aziende, io dico sempre, di quartiere, aziende di prossimità, e quindi il fatto di aver fatto una ricerca ulteriore per cercare di essere ancora più sostenibili, ciò non toglie che già comunque noi lo eravamo. Però detto questo, c'è la volontà anche di dire ai giovani
che noi siamo attività che vogliamo essere attente ancora di più al territorio, ancora di più alla sostenibilità, che nel nostro lavoro possono trovare qualcosa di attrattivo anche per il loro futuro, soprattutto per il loro futuro. Sì, i giovani, la ricerca che è stata fatta, guardano un po', da giovanissimi guardano un po' con sospetto, diciamo così, questo mestiere. Idea che cambia col tempo. Quindi vuol dire che siete attrattivi non per i giovanissimi, però poi c'è speranza, insomma, che i giovani si avvicinino a questo mestiere, una volta che capiscono l'importanza. Sì, questo sicuramente, poi bisogna anche lavorare un po', bisogna un po' cambiare mentalità anche noi, nel senso i giovani hanno, la ricerca fatta dall'Istituto Veneto del Lavoro lo ha dichiarato in maniera molto chiara, altre prospettive, hanno altre priorità. E quindi il nostro compito è non solo quello di essere sostenibili, quello di essere attrattivi nel senso di dare a loro quello che stanno cercando. Ma questo non vale solo per il settore del benessere, vale per tutto il settore dell'artigianato. Dobbiamo andare verso i giovani noi, altrimenti non riusciremo a contattarli. Proprio per allargare il campo di azione di questo progetto, che è un progetto Erasmus dedicato principalmente alla sostenibilità, abbiamo pensato di leggere la sostenibilità nell'ottica di capire che cosa significa per i giovani questo mestiere e che visione ne hanno. I risultati che presentiamo oggi ci dicono che i giovani vanno dal parrucchiere e preferiscono andare dal parrucchiere dell'estetista almeno per il 70% presso un servizio, presso un salone, non vanno da amici o non fanno le cose in casa, e che la percezione della professione cambia rispetto all'età. Quindi i più giovani hanno una percezione della professione meno interessata rispetto ai più adulti, e questo può avere dei significati, dei riscontri diversi anche nell'ottica dell'attrazione dei giovani al lavoro. Sì, i giovani guardano a questi settori anche perché riconoscono molta tecnica, quindi alta professionalità, ma anche un po' di artistico. Non li guardano come delle persone con cui confidarsi, che diciamo che invece è un po' il leitmotiv di questi settori. Sì, è proprio così. In particolare, per i parrucchieri e per l'estetica la maggior parte dei giovani pensa che sia una figura tecnica, con competenze tecniche, che ci arriva dopo aver fatto dei corsi di specializzazione, dopo aver fatto un apprendistato. Un 20% dei giovani riconosce in particolare al settore del parrucchiere e il barbiere anche una capacità artistica, proprio perché in qualche modo vede un lavoro che permette di esprimere la propria creatività. Viene meno percepito il ruolo imprenditoriale e il ruolo in qualche modo legato appunto a questa azione di sostegno, di comunicazione psicologica, che molte volte invece i parrucchieri raccontano come il leitmotiv della relazione, della fidelizzazione del cliente. Probabilmente è una cosa che si matura in un'età diversa rispetto al target che abbiamo sondato, che è composto di persone che vanno dai 18 ai 35 anni. E di fatti di giovani si parla, però un'altra cosa ha stupito: in realtà i giovani sembrerebbero essere una clientela che va poco spesso. È vero per le ragazze, però i ragazzi ci vanno abbastanza frequentemente. Sì, la maggior parte dei ragazzi ci va una volta ogni 2 mesi e una buona fetta anche una volta ogni 4 mesi, quindi c'è un target su cui si può fare un lavoro di fidelizzazione molto importante, perché abbiamo indagato anche il livello di fidelizzazione, cioè quando tornano dallo stesso salone, dallo stesso posto, ecco, c'è un buon tasso di fidelizzazione che però si può migliorare con delle azioni specifiche. L'obiettivo della ricerca per noi è anche quello di far emergere possibili percorsi di crescita e di sviluppo sia per i giovani che vogliono intraprendere questo mestiere, sia per chi ha già un salone avviato e vuole far crescere la propria struttura. Perché l'obiettivo appunto dell'Istituto Veneto per il Lavoro è quello di offrire, insieme coi centri di formazione professionale del sistema di Confartigianato, offrire a tutti delle opportunità di formazione specifica. È stato un progetto che ha visto la partecipazione di Spagna, Olanda, Belgio e Italia, quindi 4 modi diversi di intendere però lo stesso lavoro e la stessa professione. Quello che unisce queste 4 realtà è la consapevolezza che la formazione e la sostenibilità sono 2 degli argomenti principali e sono i temi che vanno affrontati e che andranno gestiti per il prossimo futuro. I giovani sono al centro di questa attività perché i giovani sono i clienti del futuro, ma sono anche gli imprenditori di domani, e quindi è su di loro che abbiamo concentrato la maggior parte delle attività.
Nello specifico abbiamo creato del materiale didattico che dovrà essere usato dalle scuole professionali proprio sul tema della sostenibilità, perché è da lì che dobbiamo iniziare a sviluppare le competenze di domani. Poi abbiamo usato anche un po' i ragazzi, perché abbiamo chiesto loro di esprimersi su qual è la loro visione grafica del concetto di sostenibilità, e quindi proprio i ragazzi hanno elaborato degli stickers, dei loghi che potranno essere condivisi all'interno dei saloni, fra le scuole, ma anche fra coetanei e all'interno delle famiglie, proprio per sensibilizzare su questo tema. È un tema che attraversa tutte le professioni, non è un problema relativo solo al settore del benessere. È evidente che il mondo sta cambiando alla velocità della luce, bisogna riuscire a individuare soluzioni compatibili con quelli che sono i cambiamenti in atto. L'elemento centrale, direi, è la consapevolezza, quindi è fondamentale costruire le premesse perché in chi domani sarà chiamato a svolgere determinate professioni, a sviluppare determinate competenze, ci sia un livello di consapevolezza rispetto al servizio che sta erogando al cliente, alle persone, al ruolo che ha all'interno della società. Ecco, questo è il nostro obiettivo e in questa strada vogliamo andare. Lei diceva che la Regione Veneto chiaramente ha dei compiti dati dal rapporto con lo Stato, quindi alcune cose non si possono toccare, però può fare sperimentazione. Una di queste è anche allungare i tempi di formazione. È già possibile e volete provare a fare questo? Sì, l'assessore Donazzan l'anno scorso ha indetto un tavolo proprio per iniziare a ragionare in questo senso. Il quadriennio di istruzione e formazione professionale è già realtà in molti altri settori. L'idea è di iniziare una sperimentazione anche per il settore del benessere, lo faremo insieme con le categorie e con le scuole. Quello che ci preme intanto come Camera Italiana dell'Acconciatura è intanto puntualizzare l'importanza del nostro ruolo in quanto sinergia delle associazioni di categoria più importanti rappresentanti del nostro settore e della nostra filiera, quindi Confartigianato, CNA e Cosmetica Italia. Questo ha permesso, questa forza, questa sinergia ha permesso di creare questo Erasmus Plus a livello europeo, e con questo noi possiamo favorire l'interscambio di esperienze e soprattutto di modi di lavorare diversi tra le nostre nazioni europee. Questo premio dedicato a questi giovani ragazzi che hanno ideato questi loghi sulla sostenibilità è logicamente uno stimolo in più a questi ragazzi a crescere, ad appassionarsi alla professione, soprattutto in un momento come questo in cui i ragazzi sono un po' disorientati dalle offerte del mondo del lavoro, e fargli capire quello che è importante per il futuro, per la loro crescita e la loro esperienza. Senta, parlava di Erasmus Plus e di altri paesi. Il settore è molto diverso dai paesi europei, o diciamo che in qualche modo l'offerta di acconciatura estetica, cioè il benessere, ha una matrice comune in qualche modo? Ha sicuramente una matrice comune. Quello che noi cerchiamo di uniformare a livello europeo, anche tramite la Coiffer EU, che è l'associazione che rappresenta gli acconciatori a livello europeo presso la Commissione europea, è quello di costruire dei percorsi formativi il più possibile univoci all'interno di tutti i paesi, in maniera che le competenze di tutti gli addetti nei vari stati siano pressoché similari o si possano interscambiare in maniera molto più semplice di quello che è stato finora. L'Erasmus Plus serve proprio per questo, perché questi giovani che si muovono all'interno dell'Europa tra le scuole acquisiscono proprio esperienze sia formative che proprio operative importanti per uniformare tutto questo. Siamo con il dottor Blando Palmieri di COFUR Europa, che è l'organizzazione che raggruppa le associazioni di categoria degli acconciatori d'Europa. Da voi è partita l'idea di fare questo Erasmus Plus? Sì, è partita da noi perché il tema della formazione professionale anche a livello europeo era un tema molto sentito, visto appunto che è alla base anche del successo dell'impresa nel futuro in Europa. L'esperienza di tanti paesi europei, soprattutto anche dei paesi diciamo del nord Europa, dove ci sono anche i saloni di acconciatura più strutturati,
hanno ancora motivato di più questa iniziativa e la sostenibilità naturalmente è un tema centrale che non si definisce certamente con questo progetto però offre molti strumenti pratici alle scuole, ai professori, agli insegnanti e alle imprese per rendere i loro saloni sostenibili. Quindi non è soltanto un discorso, diciamo, un'azione volta alla sensibilizzazione, ma veramente all'aiuto pratico per organizzare i propri saloni in modo sostenibile.